Buongiorno, buongiorno Harry, buongiorno ai vostri corrociani in tenuta da spa, anche perché sono al Prerlof 5 Stelle, di cui abbiamo già parlato con il signor Klaus, il patron. Tra l'altro in linea con il simbolo del Prerlof abbiamo, scusate ma stiamo allestendo tutto, fra un minuto saremo collegati anche con la radio. Vediamo se riusciamo in qualche modo ad andare in onda a farvi vedere, insomma, che il simbolo è riportato anche qui proprio al naturale. Bene, bene. Siamo pronti per tuffarci nella spa in attesa delle ore 11, orario di apertura della Spa Tower, ma in realtà abbiamo scoperto che di fianco alla piscina esterna, di cui ieri abbiamo approfittato, nel senso che ieri è stata una giornata di sole, oggi no, ma ieri eravamo appunto in una zona molto riparata, perché chiaramente sono giornate in cui insomma si fa sentire più l'inverno, l'autunno della primavera-estate, e come abbiamo approfittato, come dire, un po' di abbronzatura un po' alla volta, un po' di colore lo stiamo prendendo. 2 secondi al collegamento. E siamo quindi collegati con gli amici della radio. Scusate se sono completamente in bianco, ma in realtà io posso farvi vedere anche, appunto, mi trovo al bar del Prerlof, ci sono anche dei signori che naturalmente stanno facendo colazione al bar, e quindi io vorrei chiudere con i giornali che sono arrivati qui e di cui possiamo dire qualche cosa, sempre che i nostri potenti mezzi riescano a farvi chiaramente inquadrare il tutto. Bene, poi ci avvieremo verso Milano Marittimo, dove l'arrivo è previsto in serata, passando però da Lagundo, e quindi passando dalla fabbrica, la famosa fabbrica della birra Forst. Ecco, in quel locale di cui parlavo prima col signor Klaus, che è una delle 2 novità che riguardano quest'area, che è l'area, diciamo, fra Merano e praticamente Castelbello. Ecco, quindi qui siamo a Lagundo, e comunque l'area è quella che da Merano poi in maniera obbligata passa appunto dalla foresta, quindi dalla località Forst, da cui il nome appunto della famosa birra. Ecco, che viene, tra l'altro, ognuno fa le sue promozioni, chiaramente col menù gastronomico di questo nuovo appunto locale, col menù gastronomico, le birre chiaramente della Forst chiaramente sono incluse nel prezzo dell'esperienza gastronomica. Se volete i vini, chiaramente c'è un prezzo a parte. Allora, vorrei dare un'occhiata a Repubblica, partirei con Repubblica di oggi, poi vi faccio vedere la copertina, intanto questa è una foto all'interno, perché la notizia la andiamo a prendere da un piccolo trafiletto che ci riguarda direttamente. Noi partiamo dalla Romagna, Milano Marittima, e quindi anche Cervia è contemplata, e Cervia, anzi Cesena è contemplata, e quindi il concerto dopo Learn to Fly ritorna Rockin' 1000. Quindi dopo la loro versione di Learn to Fly dei Foo Fighters, che ha superato 37 milioni di visualizzazioni, il sold out allo stadio di Cesena per il loro primo concerto, torna la band composta da 1000 musicisti, quindi Rockin' 1000, per un grande raduno sul tetto d'Europa, quindi il 29 luglio in Val Veny, a 2 passi da Courmayeur, diciamo praticamente dalla parte italiana appunto del Monte Bianco. Ecco, dall'altra parte c'è Chamonix, però siamo alla parte appunto italiana, quindi diciamo il concerto rimane in Italia ma non in Romagna, ecco, tanto per intenderci, e quindi a Cesena. Questa è una notizia che noi apprendiamo da Repubblica nella pagina degli spettacoli, e quindi la notizia è questa. E questa non so se riusciamo a mostrarlo, dovrebbe essere questa qui, eccola qua. Vediamo cosa ci dicono intanto. Ecco, ci stanno scrivendo in maniera inglese,
e incitando anche Allah. Quindi io spero, dopo quello che ci è successo, mi sembra la settimana scorsa, una settimana fa, eravamo da Condé a Predappio, eravamo anche con una insomma, bella ragazza, che è la figlia del proprietario, che ci parlava dei vini, essendo anche enologo, tra l'altro della cantina insieme allo chef degli enologi, chiaramente un bravo enologo toscano che si occupa dell'azienda già da parecchio tempo, che comunque collabora anche con altri giovani, fra cui appunto la figlia, la signorina Condello. Hai capito chi è allora? A cosa ti stai riferendo? Ti stai riferendo a quello che è successo appunto a Predappio? Hanno dovuto chiamare i carabinieri praticamente, non perché io vada in onda in accappatoio, no, non quello, non per quello, ecco. Sì, ti stai riferendo quindi al caso Condé, quindi citiamo sempre perché chiaramente se sei in onda anche su Periscope ti vedono, piuttosto che sentirti solamente in radio. Ah, non c'eri allora? Ah, ecco, quindi, ecco, no, perché sicuramente qualcuno ha scritto delle cose non proprio carine, ecco, soprattutto quando queste cose rimangono in rete, si socializza e quindi possono essere sempre archiviate in qualsiasi momento. Effettivamente chi si occupa di marketing e quindi considera anche appunto i social, chiaramente sa che danno per l'immagine potrebbe essere. Comunque abbiamo dato questa notizia quindi di questi che hanno avuto questa brillante idea, non avevano niente da fare, avrebbe detto mio padre se fosse stato ancora in vita, ma purtroppo ci aveva già lasciato, forse perché sapeva che ci sarebbe stata questa notizia della reunion appunto di tutti questi musicisti che praticamente hanno invitato i loro amici, hanno riempito praticamente non lo stadio, ma mi sembra la zona dell'area dell'ippodromo. Poi successivamente c'è stato anche lo stadio appunto Manuzzi, e quindi diciamo è una cosa che già a tavolino funziona. Ecco, nell'era appunto dei social tu puoi organizzare qualsiasi cosa, invitare dei musicisti che hanno poi 100 al seguito come minimo appunto, e quindi moltiplicare il tutto per 1000 e chiaramente fare un grandissimo evento che chiaramente è stato apprezzato anche dai Foo Fighters, che poi hanno deciso di aggiungere anche una data, appunto è un concerto in anteprima a un loro tour in Europa, che era già stato chiaramente deciso ed era sicuramente già tutto esaurito. Ecco, noi non so, adesso in occasione del compleanno della nostra radio quarantennale potremmo fare qualcosa del genere. È chiaro che non è che li copiamo, ma sarebbe un po' per farvi capire che è un evento legato ai social, perché comprare un disco dove suonano 1000 persone contemporaneamente una canzone bella come Learn to Fly o Foo Fighters, detto sinceramente, mi pare una stronzata, ecco, detto sinceramente. Poi magari i fratelli Sabio, o comunque uno dei due Sabio, magari in studio sono riusciti a fare un lavoro bello appunto di mixaggio, sicuramente l'effetto del disco è buono, ma è chiaro che questo disco qua l'avranno comprato gli interessati, gli amici degli interessati, perché è un evento social che oggigiorno può superare i normali appunto canali. Quindi noi potremmo decidere di fare, che so, un evento con un cantante famoso insieme delle giovani band, quindi fare il pienone chiaramente senza ombra di dubbio, e comunque come dire, chiedere a tutti quelli che stanno guardando questo evento di collegarsi praticamente con Periscope e di mandare in onda appunto tutti contemporaneamente quello che sta avvenendo lì in quel momento. È chiaro che è un successo mediatico incredibile, si può anche dimostrare, diciamo, in diretta, tanto uno smartphone ce l'abbiamo tutti, magari non ancora collegato a Periscope, ci vuole un po' di tempo chiaramente per fare la cosa, però insomma non impossibile. Poi si può andare in onda sia su Facebook come appunto YouTube, ormai le possibilità sono tante, quindi diciamo che fare questa cosa è stato abbastanza semplice e importante crederci e soprattutto avere il tempo da perdere, ecco, quindi non avere nient'altro da fare. Bene, 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 quindi dopo aver commentato questa cosa parliamo anche di un reality a casa di Prince. Quindi c'è il progetto, la famiglia di Prince sarebbe al lavoro su un reality show, già nei mesi prima della morte dell'artista era circolata la voce che Prince volesse dar vita a un reality ambientato nella sua casa. Per TMZ questo progetto sarebbe uno dei motivi per cui l'extended play Deliverance è stato bloccato dalla famiglia del musicista. Conterrebbe infatti brani, conterrebbe brani che dovevano essere utilizzati nello show.
queste sono le pagine degli spettacoli. Abbiamo trovato quell'assoluta chicca che riguarda appunto questi ragazzi che nel frattempo saranno anche diventati ricchi appunto di Cesena. E poi abbiamo notizie che invece moriremo comunisti, addio a Valentino Parlato, il sorriso di un eretico tra politica e giornalismo. Sfogliando all'incontrario, perché in realtà siamo partiti dall'ultima notizia delle pagine diciamo di cronaca e quindi le pagine degli spettacoli, andando a ritroso abbiamo la cultura, quindi abbiamo degli articoli sicuramente molto interessanti, abbiamo una vignetta di Bucchi su cui non mi soffermerei e andrei a cercare magari qualche cos'altro che via via poi sono le prime pagine e quindi un po' quello che è successo dopo la giornata di pausa dei giornali ieri, quello che è successo praticamente al voto di domenica scorsa e che è stato anticipato solamente lunedì, così appena chiaramente chiuse le urne, chiamiamole così. Fuxas, che pasticcio la mia nuvola costruita in mezzo alla strada, l'ira dell'Archistar, all'estero dicono lì non c'è nessuno che parli inglese, per condotte l'opera è conforme al progetto. Scioccante scoprirlo dai giornali, nessuno mi ha interpellato, poi l'amarezza, quel luogo nato come piazza per la città è ancora chiuso, recintato. Vedo che state anche scrivendo, oltre che mandando dei cuoricini che devo dire qui al Prelof sono particolarmente graditi. Purtroppo mi è sfuggito il messaggio, non c'erano mi sembra delle parolacce, lo diciamo perché è capitato anche questo e quindi ora che forse siamo anche un po' vittime appunto di questo problema la scorsa settimana in fatto di ascolti, quindi non stiamo raggiungendo poi più i grandi picchi di tempo fa, evidentemente Periscope ha messo un limite evidentemente alle visite del nostro canale. Immagino che sia questa la ragione, non vedo quale potrebbe essere, visto che ci eravamo anche un po' abituati a grandi ascolti, soprattutto a quest'ora del mattino. Si parla ancora della morte del DJ Fabbo, che era questo DJ che tra l'altro si esibiva a Goa, perché recentemente poi è uscita una notizia dove si diceva che a Goa praticamente non è possibile mettere musica dopo le 10 di sera, quindi Goa diventerebbe da patria degli hippie, diventerebbe patria appunto delle famiglie, stile resort. La morte del DJ Fabbo, il diritto alla dignità vale quanto la vita. Per la procura non si può imputare al radicale Cappato il reato di aiuto al suicidio. Tutte le cure erano inutili. Quindi si ritorna ancora su questa cosa che mostra appunto questo DJ che in realtà io non conoscevo, ma evidentemente si esibiva ai party appunto di Goa e quindi evidentemente si era specializzato in quelli e chiaramente viveva bene se non avessi avuto i problemi chiaramente di salute che l'hanno portato chiaramente alla decisione ormai nota. Ecco, la vignetta di LK di oggi dice: per gettare fango sulle ONG Grillo e Salvini non hanno bisogno di prove, si fidano dei sondaggi. È la vignetta di LK. Poi invece dalla prima pagina abbiamo la Merkel che dà la mano a Putin, si inchina praticamente lei, immaginate, sì, però si vede che è quasi inchinato, mentre invece Putin come al solito è sempre bello rigido, quindi questa foto da Repubblica, se volete vi posso fare anche vedere, mi sembra giusto. Ecco qua, decidete voi. Renzi rilancia legge elettorale alla tedesca, maxi prestito all'Italia 6 mesi per salvarla. Chiaramente adesso Renzi, dopo questo risultato, chiaramente non lo ferma più nessuno,
sempre che magari non gli venga spiegato, ma immagino che insomma se ne freghi altamente conoscendolo ormai. Vabbè, subiremo ancora. Poi dal Corriere della Sera invece di oggi abbiamo maxi prestito per l'Alitalia, in arrivo 600 milioni, Renzi pensa a un referendum su un nuovo piano. Poi continuando a sfogliare, vediamo se per caso appare qualche cos'altro, ma non ricordo nulla di particolare, però è vero che sul Corriere della Sera comunque si parla ancora del voto. Chi prevedeva una partecipazione allargata a molti sostenitori di altri partiti è stato smentito. La scelta del leader non ha attratto quote significative dei giovani. Renzi si è imposto largamente ovunque, meno che in Puglia, ma rispetto a 3 anni e mezzo fa il segretario ha incassato 600.000 preferenze in meno. Quindi ai gazebo, i veterani e pochi esterni. Per Matteo soprattutto gli over 64, quindi mia mamma chiaramente se avesse votato era in prima fila, ma anche mia suocera so che ha anche obbligato la figlia ad andare a votare Renzi, questo ve lo dico io, ecco, non spargete troppo la voce perché potrebbe, come dire, venirlo a sapere e mandarmi a quel paese, ecco. E poi boom al sud, la campagna è un caso, il crollo dei fortini Toscana e d'Emilia. Io continuo a sfogliare, ma in realtà la nostra rassegna stampa potrebbe essere già terminato giusto per dire che comunque l'abbiamo fatta. Poi darò un'occhiata ai giornali questa sera quando rientro in Romagna, magari ne parliamo domani mattina. E cominceremo un po' a riprenderci da queste belle giornate passate chiaramente al Preidlov, che chiaramente rimarranno indimenticabili. Che capita, devo dire spesso che tu sei in un posto l'anno prima e l'anno dopo hanno rivoluzionato tutto e trovi una cosa ancora migliore, oltre quello che già era buono. Allora, l'economia delle bici, produzione, cicloturismo, riduzione dello smog, il settore delle 2 ruote vale 6 miliardi anno. Chi pedala sta meglio e si assenta meno dal lavoro, ma le città sono ancora pensate per le automobili. Legambiente dice: in Italia la ciclabile è poco sviluppata, ma produce effetti importanti. Possiamo fare di più. Poi qua si parla di fiera del look senza regole, alla moda o antimoda, vestiti oppure non vestiti, al Met Gala di New York sfida l'avanguardia del liberi tutti. Quindi vedete le sfilate partono magari dall'Italia a Firenze, passando per Milano, approdando in quel di Parigi e poi chiaramente arriva anche New York. È sempre un giro continuo, insomma. Poi si ricomincia da capo. Qui abbiamo invece farina di insetti e carne in provetta. Che cosa mangeremo nel 2050? Sembra quasi che ci sia l'abitudine di dover mangiare un animale, ecco, quindi che per nutrirsi dobbiamo sempre mangiare, non dico un nostro simile perché è un insetto, penso che sia molto lontano, però noi fondamentalmente siamo tra l'altro in un ristorante, se vogliamo, in un albergo dove chiaramente la carne va per la maggiore, quindi comunque in generale mangiamo, diciamo, dei nostri simili, sono questi amici appunto animali che vediamo, che conosciamo molto bene, sono mucche, maiali, possono essere delle pecore, degli agnelli, eccetera eccetera. Poi chiaramente se andiamo sugli insetti chiaramente non appartiene alla nostra cultura, però vedo che c'è una tendenza comunque a prospettarci che ci dovremo nutrire in diverso modo. In realtà ci siamo sempre nutriti diciamo diversamente, cioè potremmo non mangiare carne e pesce per nutrirci tranquillamente perché già gli animali lo fanno, ecco, quindi gli animali che noi mangiamo come la mucca ad esempio, che è vegana, come dire, non hanno bisogno assolutamente di mangiare
noi per dire, ecco, assolutamente non sono appunto carnivori, quindi noi potremmo non esserlo carnivori, ma alla fine possiamo fare qualsiasi cosa e facciamo anche questa detta sinceramente stronzata, ecco, detta sinceramente. Quindi c'è sempre, come dire, questa cosa che arriva dai giornali, quindi disorienta un po' il pubblico, che magari dimentica che ci si può fare una, come dire, una bistecca di glutine di grano che poi è seitan. Ecco, quindi non me ne vogliono chiaramente quelli che sono allergici chiaramente al glutine, a loro magari posso consigliare del seitan invece che non utilizza il glutine di grano, quindi muscolo di grano eventualmente, ecco, che può andare benissimo anche per celiaci. E quindi domani col quotidiano, quindi col Corriere della Sera, il secondo numero di Corriere Innovazione, dove si parlerà appunto di questi nuovi modi di nutrirci, immagino anche quello diciamo più ovvio, che magari riguarda, che so, la soia. Io continuo a sfogliare. Tanto il Corriere della Sera ha confezionato anche un DVD con Montalbano, sono forse sufficiente quello che si vede già in TV. Zucchero, io e Guccini, serate di duetti. A casa di Francesco si beve e si canta. Ci uniscono le storie del nostro Appennino emiliano, qui li vediamo un po' tutte e due su di giri, appunto in questa foto oggi sul Corriere della Sera, e con questo noi abbiamo terminato. C'è anche il Corriere dell'Alto Adige, ma devo dire non c'è granché di cui parlare, quindi io vi saluterei qui dal Predloff che ha appena ottenuto la quinta stella certificata, quindi qui dal comune di Nettuno, quindi tutto regolare, anche perché si arriva ora con un'insegna appunto con queste 5 stelle modello gigante, c'è una reception che prima non c'era, così come si presenta adesso, e devo dire è stata una bella esperienza, e siamo certi che noi magari anche nei prossimi mesi, appena presentata la guida Michelin, saremo puntualmente qui ancora una volta ad aggiornarvi su quello che accade già da un anno, perché eravamo qui proprio un annetto fa, appunto in Val Venosta. Un saluto agli amici della Radio Milano TV, a questo punto ci sentiamo domani mattina 8:20 veramente, e per le notizie invece archiviate sul mio profilo di Facebook dovrete aspettare domani. Se ci sono domande, amici su Periscope, io sono a vostra disposizione, visto che oggi c'è molta voglia di scrivere. Come vedete io ho un numero, che è il numero della camera, 310, che può essere utile, si appiccica qui, è tutto curato nei miei particolari dal signore che abbiamo intervistato, e quindi il signor Klaus. Mia moglie mi ha chiesto, ma come mai? Ma evidentemente poi, sai, essendoci, come dire, più di 100 persone che alloggiano qui e magari poi si riversano nelle spa, può anche capitare insomma di ritrovarsi in gruppo e di appoggiare magari il proprio accappatoio e di confonderlo con altri. Ecco che il numerino può essere sicuramente utile. Bene, se non ci sono domande io vi saluto e ci sentiamo anche con voi domani mattina. Più tardi noi saremo appunto a Foresta, quindi a Forst, quindi nel comprensorio di Lagundo. Non è detto che ci si colleghi anche dal di lì, dipende, il bello della diretta. Staremo un po' a vedere, anche perché oggi, essendo una giornata lavorativa, anche se non sembra, praticamente possiamo chiudere entro le ore 13, quindi mai dire mai.